Vittoria netta del Treviso sull'Alessandria 3-1, torna lo spirito vincente del 2011 che fa ben sperare. Il servizio di Nicola Brillo. Torna il Treviso formato 2011 e si impone 3-1 sull'Alessandria. Dopo la prima mezz'ora la squadra di Zanin prende in mano la partita e la tiene fino alla fine. Il Treviso, a 43 punti, resta così agganciato al treno di testa nella corsa play-off e con una partita in meno. Protagonista della partita è stato il bomber Torromino. È proprio lui al primo minuto a lanciare Ferretti, ma l'attaccante toscano non ci arriva. Ancora Torromino al 10°, ma Servioli si salva. L'Alessandria si fa vedere al 15° con un destro di Rosselli da lontano fuori misura. Al 31° grande azione del Treviso con Ferretti, Malacarne e Maracchi, para il portiere. 2 minuti dopo è Giorico che pesca Torromino, grande stop, ma il tiro finisce alto. Il gol arriva al 36° con un'azione del bomber calabrese che ne fa fuori 2 in aria, il tiro viene respinto da Servioli, ma sulla ribattuta Maracchi non perdona. 3 minuti dopo il raddoppio con Torromino che serve una bella palla per Malacarne che segna con l'aiuto del palo. Nella ripresa terza rete di biancocelesti su angolo di Giorico, Di Girolamo svetta di testa ed è 3-0. Timida reazione dell'Alessandria poi, ma ancora Treviso protagonista con Gallon e Torromino ma senza fortuna. Il gol degli ospiti arriva al 75°, Floriano mette in mezzo e Santoni in sacca. Poi ancora Alessandria, sempre con Floriano in 3 occasioni, ma la retroguardia del Treviso si salva. Avevo tanta voglia di rimettermi in gioco, di rimettermi in mostra. È normale che una prestazione come oggi, non solo mia, credo da parte di tutta la squadra che ha dimostrato che molto probabilmente siamo usciti dal periodo che avevamo e ora dobbiamo pensare assolutamente ad andare a Mantova, andare a prenderci 3 punti e rincorrere il nostro sogno.